Stanno per iniziare gli interventi per ampliare l'hospice di Chiavari. Con il parere favorevole di Alisa possono iniziare i lavori di manutenzione straordinaria. I posti passeranno da 8 a 10, colmando la necessità di letti aggiuntivi. Secondo il Ministero della Salute, infatti, la proporzione per questo tipo di strutture dovrebbe essere di un posto letto ogni 56 persone decedute per patologie tumorali, un parametro che fino ad oggi per il nostro territorio è rimasto disatteso. Grande soddisfazione è stata espressa per questo risultato dal consigliere incaricato Alberto Corticelli, che si occupa proprio del potenziamento e del mantenimento dell'RSA e dell'hospice. Secondo quanto riferito da Corticelli, l'ampliamento della struttura è stato possibile grazie alla continua e reciproca collaborazione del Comune con i vertici dell'ASL 4 Chiavarese e della Regione Liguria. L'amministrazione comunale di Chiavari intende ora intensificare ulteriormente il raccordo ospedale-territorio e ospedale-hospice per favorire una presa in carico precoce delle persone che hanno necessità di cure palliative. Questo obiettivo, secondo Corticelli, si può raggiungere incrementando l'aggregazione tra servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali. L'amministrazione comunale chiavarese, per bocca del consigliere incaricato, auspica infine che insieme alla conferenza dei sindaci si possano ottenere ulteriori risultati in altri campi assistenziali, in particolare per creare nuovi posti letto per non autosufficienti, viste le lunghe liste d'attesa e la carenza di strutture ricettive accreditate. Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capo, ha in una nota ringraziato l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale e il direttore generale dell'ASL 4 chiavarese Bruna Rebagliati per aver accolto e condiviso sin da subito le richieste e le osservazioni che riguardano questo problema.